Pronti? 1, 2, 3. È buono questo tentativo di partenza davanti a tutti, il più veloce è Dolce Indal, Alberto Garruto ha preso la prima posizione, ma ovviamente si presentano già il numero 8 di Evita Nobel e il numero 5 di First Lady VL, sono i tre su di una linea, si mette in seconda posizione numero Evita 6 Nobel, Emily si prova Pan invece ancora First squalificato, Lady numero VL. 2 Ermanno Vengono Jet squalificati Ermanno squalificato. Jet ed Emily Pan, quindi si eliminano dalla corsa, prosegue nel suo tentativo di sfondamento il numero 5 di First Lady VL e quando arriviamo dopo 400 metri l'operazione è compiuta, quindi Angeletti è davanti a tutti e precede Garruto con Dolce Indal e poi ci sono tutti gli altri in terza posizione Evita Nobel e ora ci saranno ovviamente tutti gli adeguamenti delle situazioni per arrivare poi a quello che sarà lo svolgimento di questa complicatissima corsa tris. Allora abbiamo 29,1 per i primi 400 metri e Davide Angeletti ovviamente in questo momento cerca di ritornare a risparmiare qualcosa, di portare il cronometro dalla sua, nessuno si muove con particolare decisione all'esterno, per cui tutta questa operazione si può svolgere con grande tranquillità. 37 gli ultimi 400 metri caratterizzati da 15,5 per la retta delle scuderie. Nulla muta, tutti rimangono nelle loro rispettive posizioni, quindi può ancora controllare la situazione First Lady VL numero 5 davanti a tutti e ripresentarsi nuovamente davanti alle tribune, sempre in prima posizione. Ora torna a destra Evita Nobel che prova a questo punto a mettersi a fianco del leader, dietro di lei troviamo Captà e poi dietro Captà sempre sulla destra abbiamo anche Dell'Alba, tre presunti protagonisti di questa corsa tris quartè quinte. Andiamo nella penultima piegata con la pressione di Evita Nobel che diventa decisamente importante. Angeletti cerca di controllarne appunto l'azione ma sembra un po' in difficoltà, sembra molto più decisa l'azione di Evita Nobel che mette mezzo cavallo davanti, dietro di lei c'è Captà, rimane chiuso all'interno Dolce Indal mentre provano ad arrivare all'esterno anche altri cavalli tra cui Kinky Rain con il numero 13, ma è decisissima l'azione di Evita Nobel. Daniele Cuglini prova a darsi la gamba e lo segue solo Captà, gli altri stanno provando ad arrivare tra cui Flamboyant VF in mezzo alla pista e Kinky Rain. Entriamo nella retta d'arrivo, quindi c'è uno per la curva, Daniele Cuglini prova a scappare, prova a inseguire Captà, prova a inseguire ma arrivano anche Flamboyant e Kinky Rain, non c'è più tempo perché il numero 8 Evita Nobel vince questa TQQ 14,9 il tempo al chilometro 2,31 per il doppio chilometro nel suo complesso, bellissima vittoria anche tatticamente di Evita Nobel. Daniele Cuglini sia come driver che come allenatore, la proprietà di Maurizio Napolano per questa femmina figlia di Varenne, lo ricordiamo ancora, quindi un altro tributo a Varenne e Ocean Star che vince questa TQQ. Andiamo a vedere gli altri, quindi 8. Poi abbiamo 13 di Kinky Rain, poi abbiamo il 15 di Flamboyant VF, lo riguardiamo ancora in slow motion, e poi dovremmo avere Captà al quarto posto, ma qui c'è bisogno ovviamente della fotografia perché per il terzo e il quarto ovviamente è stretta, quindi l'8 sicuramente primo, diciamo che Kinky Rain si prende sicuramente il secondo posto e poi andremo a vedere dopo la giuria chi si aggiudica le restanti monete di questa TQQ che ha vinto, lo ripetiamo ancora una volta, Evita Nobel.